Secondo raduno del centro storico, un momento particolare organizzato per la festa di San Michele. Sì, oggi questo qua è il secondo raduno nelle Ferrari nel centro storico, in più quest'anno si aggiunge anche la scuderia Pedalino con il primo raduno delle Vespe e delle Lambrette. Addirittura noi qua abbiamo oggi una Vespa che al mondo ce ne sono solo due, una ce l'ha Pontedera e una ce l'abbiamo qui ad Agrigento, quindi è una rarità. Tutto questo per la festa di San Michele, ma non solo, perché questa anche essere una festa, ma soprattutto una protesta per questo centro storico. Perché? Perché le radici della città sono qua e l'albero della città, se muoiono le radici muore l'albero della città. Questo centro storico deve vivere, quindi il messaggio ai politici, come noi cittadini ci battiamo per un centro storico che deve essere rivalutato perché può essere volano di questa città, della nostra economia, perché questi negozi, tutti questi magazzini chiusi, abbandonati, bisogna darli a chi vuole fare ceramica e artigianato nel centro storico. Attraverso questa iniziativa noi rilanciamo per l'ennesima volta questo messaggio: per favore aiutiamo il centro storico di Agrigento, non possiamo abbandonarlo. La scuderia Ferrari di Ribera ritorna ad Agrigento all'interno del centro storico con più di 20 gioielli fiammanti. Sì, esatto, ha detto bene, 20 gioielli firmati Ferrari, noi siamo qua per la seconda edizione, speriamo che ci sia anche la terza. Che dire, grazie al sindaco, all'amministrazione, principalmente al parroco Nazareno Giotta, Mario Gallo. Cosa appassiona tanti amanti di quest'auto preziosa in questi raduni? La passione è bella perché a sentire, a vederla la macchina in sé, quella che si vede, che vediamo tutti, ma essere sopra la macchina e tirarla un po', dopo si può tirare, nel senso a velocità, senti tu un sound tutto particolare, un sound che ci deve essere nelle vene, ci deve essere qualche cosa per sentirlo, altrimenti dici no, fa solo casino, dici, non è vero.